Ciao, io sono Roberto Maccioni, io adesso sto realizzando uno scialle per un fidanzamento. È raro che ai giorni d'oggi, ecco, ci sia un ragazzo che voglia regalare alla sua ragazza uno scialle, riportando anche antichi disegni o reinventandoli noi stessi. Io adesso sto facendo una riempitura delle foglie, quindi tutto appunto erba, e sto facendo la venatura. Questo è un lavoro che mi ha sempre appassionato e l'ho scoperto nel vedere, rivedere le varie signore che realizzavano vecchi manufatti proprio, cose antichissime che ormai si stanno perdendo. Io amo quello che sto facendo e amo soprattutto la nostra tradizione che ormai piano piano si sta perdendo, ma grazie a noi artigiani secondo me si deve anche riscoprire. L'antico scialle da costume, lo scialle nero principalmente, eh, venivano riportati e ricamati sopra praticamente la vita quotidiana degli agricoltori. Praticamente ci sono tutti i rami di fiori, spighe di grano, mazzi di fiori, dei fiorellini particolari, tutto quello che i campi facevano vedere le nostre donne anticamente ricamavano. In questo scialle, per esempio, ci sono delle rose, ci sono dei tralci d'uva, ci sono le bacche delle rose e poi ci sono delle ortensie viste dall'alto. Nei vari paesi, nelle varie zone dove sono stato, non mi è mai capitato di vedere uno scialle, un disegno uguale all'altro. Parlo di scialli antichi, anche perché ogni donna o comunque chi commissionava lo scialle e voleva anche una cosa in originale, quindi si inventava il disegno e in base a questo disegno poi ricamava, metteva i colori, metteva le varie cose che c'erano da mettere. Comunque sì. Ho restaurato per la nostra parrocchia un antico velo merale, molto bello. Ho realizzato l'abito, il mantello che porta la Madonna alla Candelora di Mogoro. Poi altre commissioni, ho realizzato molte tovaglie per altare, tovaglie sia ricamate in oro sia ricamate a colori così in setta, e poi molti scialli, che sono la mia più grande passione.